Il miglioramento della qualità complessiva dei rifugi alpini sotto il profilo della sicurezza sanitaria e della capacità del rifugio di promuovere la salute è l'obiettivo dichiarato del protocollo d'intesa sottoscritto oggi a Longarone fra ULSS 1 Dolomiti e Agrav, Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto. Rifugi sani e sicuri è la denominazione del progetto, al momento esteso agli associati Agrav, ma aperto a tutti i rifugi montani. Continua il percorso dell'azienda sanitaria nel gestire in sicurezza, in questo caso i rifugi, una sicurezza sanitaria, una sicurezza rivolta a chi appunto arriva nei nostri rifugi e che vuole trovare un ambiente che dal punto di vista sanitario sia appunto protetto. Un passo avanti per accogliere i molti turisti che frequentano le nostre montagne in condizioni di sicurezza e di qualità sanitaria. Si tratta di migliorare complessivamente la qualità operativa dei rifugi, quindi il defibrillatore, l'apparecchio per misurare la pressione, ma anche la promozione di iniziative per ridurre il rischio di melanoma, la qualità dell'acqua potabile, una strumentazione di cucina e igienico-sanitaria complessiva di qualità. Il valore di questo protocollo è quello di fare un cammino di condivisione, un cammino di collaborazione con l'obiettivo di cercare di arrivare al miglior punto possibile di proposta verso di offerta verso i servizi al pubblico, agli ospiti, agli escursionisti che sempre di più vengono verso le nostre montagne.